format di Nuova Frontiera e abbiamo qui con noi Marco Avis, piccolo grande imprenditore per noi, e diamo subito il benvenuto. Buonasera Marco. Buonasera. Marco è di origini di Gorno Stramazza, ma vive qui ormai da più di 10 anni, qui a Cagliari diciamo e dintorni. La sua azienda infatti ha sede a Selargius. Marco, prima di arrivare a quella che poi ciò di cui parleremo stasera, e quindi la fitocosmesi in particolare, quello che fa la tua azienda, ma come sei arrivato a questo tipo di lavoro? Hai sempre avuto questo obiettivo oppure è stato quasi un caso? Bene, diciamo che ho iniziato a fare altre cose. Io a 16 anni sono partito dal paese e sono partito una volta di Casale Monferrato e così ho iniziato a lavorare, a fare qualcosa, ecco, anche ad essere indipendente. E così ho iniziato a lavorare in un ristorante e pizzeria. Da lì è partita la mia scalata, diciamo, nel settore alberghiero, con cui ho avuto modo di fare esperienza, arrivando anche a lavorare in hotel di un certo livello. Ricordo il Kulm Hotel a St. Moritz, che per me è stata un'esperienza bellissima, ho avuto modo di conoscere personaggi importantissimi, cito la regina di Svezia, il conte Hannover e tante altre persone veramente di un certo livello. E ho lavorato in Sardegna a Portocervo, a Baia Sardegna, quindi all'Hotel Cervo, anche lì ho conosciuto e ho avuto modo di lavorare a certi livelli. Dopodiché sono arrivato a un bivio della mia vita e ho deciso di fermarmi e niente, sono tornato al mio paese, che è sempre il mio paese con cui ho sempre un feeling particolare, e lì ho deciso di fare qualcosa di mio. Io adoro il naturale, adoro il vivere semplice, ho sempre pensato che la mia terra è la terra ideale per questo, per la qualità della vita, per la qualità del benessere. E così, dopo, diciamo che la coincidenza ha voluto che sono stato chiamato per una selezione di agenti di commercio presso un'azienda di Vicenza, nel settore cosmetico. E ricordo sempre che io ho accettato l'offerta, sono stato male qualche giorno prima, tra l'altro ero ricoverato. Mi avevano dimesso la domenica e il lunedì sono partito a fare questo corso full immersion in questa azienda dalla provincia di Vicenza. Eravamo partiti in 20, siamo rimasti in 2, io e un'altra persona siciliana. Anche perché sono uno molto tenace, sono uno che ho voglia di imparare, di crescere sempre e mi metto sempre in gioco. E così niente, così ho iniziato il mio percorso in questo bellissimo mondo del benessere, dell'estetica e della qualità della vita, ecco, in un certo modo. Dopo 2 anni ho deciso di creare qualcosa di mio. Ecco, quindi un'azienda che tratta la fitocosmesi, Marco. Sì. Quindi prima di addentrarci poi nel dettaglio di quello che produce, che fa la tua azienda, anche perché il tuo percorso è stato veramente interessante, da una persona che si occupava di servizi si è andato invece a produrre, quindi ti sei buttato nel mondo del commercio, insomma, più vero. Per i nostri telespettatori, che cos'è in 2 parole la fitocosmesi e perché è importante per la Sardegna? Allora, parto dal fatto che quei 2 anni con cui ho lavorato nell'azienda della provincia di Vicenza, lavoravo proprio nel campo della fitocosmesi. Si dice fitocosmesi, allora io sono fitocosmesi. Diciamo che però non era quel prodotto che arrivava ad essere proprio con quella naturalezza con cui poi è nata Fito Mediterranea. E quindi mi collego a questo perché nel 2005, esattamente nel dicembre del 2005, nasce Fito Mediterranea, il mio brand, diciamo, registrato, che è una linea di prodotti fitocosmetici quasi totalmente naturali. Dico quasi totalmente naturali perché
Per quanto riguarda il mio campo, che è il campo professionale, il mio prodotto, diciamo, è dentro, diciamo, gli istituti di bellezza, i centri estetici, le spa, i centri termali. Quindi non è un prodotto, diciamo, che trovi nei negozi. È un prodotto professionale con determinate caratteristiche. È un prodotto che ha eliminato dalle sue formulazioni tutti i derivati del petrolio. È un discorso molto ampio andare a leggere quello che è l'INCI in gergo, diciamo, tecnico del prodotto, ovvero sia la formulazione. Quindi abbiamo eliminato tutte le sostanze di derivazione petrolifera, abbiamo eliminato tutti i siliconi, che sono anche quelli di derivazione chimica. Abbiamo eliminato gli antiossidanti di tipo chimico, quali EDTA e BHT. Abbiamo eliminato i coloranti, se non qualche colorante di tipo naturale, quale per esempio cito l'olio di carota, l'olio di acai. Quindi abbiamo inserito gli antiossidanti di tipo vegetale, quali le vitamine, come per esempio la vitamina E, il toccoferolo come antiossidante. Tanto è vero che nelle formulazioni dove non c'è l'acqua, non c'è neanche il conservante di tipo antibiotico, se lo dobbiamo dire proprio in gergo e nel termine proprio più tecnico. Dopo 12 anni, diciamo, posso già comunicarvi che abbiamo fatto un salto ulteriore. Dalla fitocosmesi ci siamo aggrappati alla fitoceutica. Ciò vuol dire che abbiamo ora un prodotto sì che proviene dal mondo naturale, vegetale, quindi con gli oli essenziali, con gli estratti, però l'abbiamo rafforzato con gli estratti biotecnologici di ultima generazione. Quindi lavoriamo con le cellule staminali, fitostaminali, stiamo dando un'ulteriore performance al prodotto. Ma è tutto questo in Sardegna tu come lo fai? Cioè, nel senso, produci in Sardegna, hai tutto in Sardegna? Spiegaci un pochino. Allora, diciamo che il mio progetto proprio a lungo termine è quello di arrivare ad avere uno stabilimento di produzione in Sardegna. Io al momento lavoro da 12 anni con lo stesso laboratorio, che è un laboratorio certificato fitocosmesi, con cui appunto abbiamo instaurato un bellissimo rapporto, e anche grazie a questo laboratorio che Fito Mediterranea è potuta crescere piano piano, è potuta migliorarsi piano piano, perché siamo partiti veramente da zero, quindi creando quello che è un segmento di mercato, una clientela che col tempo comunque siamo riusciti a ritagliarci in tutta la Sardegna. Siamo presenti in tutta la Sardegna, siamo presenti anche in diversi centri del cosiddetto continente, ed ora stiamo iniziando ad allargare il tiro verso il nord Europa e i paesi arabi. Addirittura i paesi arabi. E come mai così? Il nostro programma si chiama Nuova Frontiera, quindi la vostra è veramente, insomma, la nuova frontiera. Come mai così distante? Cioè, ci si guadagna, cioè, o comunque è interessante a prescindere? Come mai? L'idea è quello di vendere Sardegna, vendere il benessere della Sardegna, quindi abbinato alla terra sarda. Noi siamo una terra meravigliosa, siamo una terra che riesce ad esprimere in tutta la sua bellezza la miglior vita che ognuno di noi vorrebbe vivere, e quindi il prodotto fitomediterraneo è questo, è proprio il vivere sano, il vivere e prendersi cura di sé nel miglior modo naturale possibile, ecco, con il massimo rispetto sulla pelle e con il massimo rispetto per l'ambiente. Ma quindi è qualcosa che, volendo, diciamo così, i sardi, che insomma noi ormai lamentiamo mancati investimenti, ma a volte, diciamo la verità, non si sa neanche bene che cosa manca, quindi in che cosa si può investire in questa terra. La fitocosmesi o fitocosmesi può essere un campo, cioè un campo che si può allargare, qualcosa che secondo te, secondo voi è giusto che ci si investa?
Io penso proprio di sì. Ho notato negli ultimi anni che ci sono diverse realtà che stanno venendo fuori nel campo dei cosmetici, diciamo, naturali. Ho avuto modo di vedere ormai tante aziende che producono saponi, oli essenziali. Io mi sono rivolto a diverse di queste aziende per l'approvvigionamento appunto degli oli essenziali. Aziende sarde. Aziende sarde, perché il progetto naturalmente è quello di Certo. sfruttare quello che sono le nostre risorse. Naturalmente un discorso molto importante e vorrei che sia chiaro per tutti: quando si lavora nel campo professionale non ci si può limitare solo ad un prodotto costituito da oli essenziali di lavanda, rosmarino, salvia, di cui noi siamo abbastanza ricchi, ma abbiamo necessità di inserire determinate sostanze che danno appunto poi la qualità della performance del prodotto, quali per esempio l'acido ialuronico. Ecco, cito qualcosa: noi non abbiamo l'acido ialuronico, quindi quello che voglio dire io è che comunque determinate cose noi non le abbiamo in Sardegna, quindi siamo costretti ad approvvigionarci da laboratori di un certo livello, di un certo calibro, dove appunto lavorano queste sostanze. Avete prodotto ultimamente anche un profumo. Parlaci di questo profumo. Il profumo è un mio cruccio da qualche anno, è un mio sogno appunto, che è un sogno che si sta avverando, si è avverato, perché è nato così Araji. Araji è un nome che evoca comunque nel dialetto campidanese un qualcosa di delicato, di profumato, perché Araji, per chi non lo sapesse, significa piccolo venticello, brezza, brezzolina, insomma. E quindi dà proprio l'idea di quello che è il profumo della Sardegna. La mia idea era appunto quello di creare un profumo molto identitario, un profumo sardo. Bellissimo, questo è il sogno sicuramente di molti profumieri del mondo, quindi ti auguro, Marco, veramente che questo sia soltanto quasi il primo passo per una strada più ampia. Ma voglio chiudere semplicemente chiedendoti ancora questo. Questi investitori del Qatar, insomma, mi è sembrato di capire che provengano da lì, come mai sono così interessati alla Sardegna, come vediamo da te in ogni campo? Come mai, tra l'altro, non ci rendiamo conto che siamo così appetibili? Tu che idea ti sei fatto? È proprio lì il gioco. Noi sardi, secondo me, non siamo ancora convinti del nostro valore. Mi permetto di dire questo: io appunto sono partito fuori dalla Sardegna da ragazzino, ho avuto modo di girare un pochino, non tantissimo, ma di uscire un po' fuori da quello che è il nostro recinto regionale, diciamo. Nazionale, dai Mario, Marco, recinto nazionale, dai. Recinto nazionale anche, ma la Sardegna veramente è una terra magica, è una terra antica che ha una forza notevole, ha una forza enorme. Se noi ci rendessimo veramente conto dell'importanza che ha la nostra terra, noi staremo bene tutti. Noi dobbiamo riuscire a sfruttare, con rispetto naturalmente, tutte quelle che sono le peculiarità della nostra terra, che molte regioni, molte nazioni ci invidiano. E così anche gli arabi. Gli arabi vengono in Sardegna, sono sempre venuti in Sardegna, Sì. perché è una terra veramente appetibile, è una terra meravigliosa e noi dobbiamo avere cura di lei per poterla vendere al meglio a queste persone che comunque portano delle risorse non indifferenti. Benissimo, noi ringraziamo Marco Avis, questo bellissimo così tuffo nel mondo dei profumi, della cosmesi, che ormai interessano indistintamente uomini e donne, e ne approfittiamo anche per augurarti una scalata ancora più ampia, più diffusa,
Insomma, e vogliamo anche che tu sia un esempio per altri sardi così, che al limite hanno bisogno di un po' di coraggio, di una spinta, e tu sei sicuramente un modello per loro. Grazie a te Marco. Grazie a te Ornella, grazie a voi. Volevo solo precisare una cosa: Fito Mediterranea, quando sono partito da solo, adesso vanta comunque 5 buste paghe. Benissimo, e questo ci fa molto piacere. Grazie. Ancora complimenti. Grazie a voi, grazie Buona per serata. l'opportunità, anche a voi, grazie.